Presidente Zecchinella, sono arrivati in Veneto non so quanti presidenti del Consiglio, tanti incontri con gli imprenditori, c'è sempre stata grande fiducia per i presidenti del Consiglio che arrivavano qui in Veneto, poi ci sono state anche molte delusioni. È un governo questo che ha cambiato qualcosa rispetto proprio alle condizioni delle imprese, perché si è tagliato il cuneo fiscale, ma è una misura che favorisce una parte di dipendenti, certo, quelli con i redditi medio-bassi, ma le imprese come imprese, che benefici hanno avuto o di quali benefici hanno bisogno? Allora, in realtà gli imprenditori dipendono molto poco dalla politica e per fortuna naturalmente. È chiaro che lo spazio di manovra di un governo nelle circostanze in cui ci troviamo chiaramente è molto limitato. Quindi ci sono alcune considerazioni che è il caso di fare, per esempio adesso collegandomi alla questione del mercato tutelato. Francamente che ci sia tutta questa certezza che il mercato tutelato sia per forza la cosa migliore che esiste, francamente il termine tutelato spesso ha suscitato delle delusioni, insomma, perché le autorità garanti non sempre hanno garantito l'interesse dei consumatori. Va anche detto che questo ovviamente è una delle condizionalità che sono poste nel PNRR, quindi è chiaro ed evidente che una commodity sfungibile come l'elettricità, come l'energia, per sua definizione, se c'è concorrenza, teoricamente, visto che è fungibile perché i vari operatori offrono lo stesso prodotto, in linea teorica la concorrenza dovrebbe abbassarne il prezzo. Dopodiché, inserendomi anche sul ragionamento che si faceva sul PNRR, il PNRR italiano non è il PNRR degli altri paesi, perché ricordiamo che l'Italia ha 190 miliardi di euro. Come diceva bene il sindaco, 120 sono fattivamente un prestito, dopodiché ci sono 70 miliardi che invece sono, diciamo così, a fondo perduto. Sono tutti interventi che si devono chiudere entro, come si ricordava giustamente, la metà del 2026, ma è un piano monster e quindi per forza va rimodulato, perché per esempio la Spagna ha un PNRR da 70 miliardi di euro. Quello tedesco da 26 miliardi, vale un punto percentuale del PIL, il PNRR tedesco. Il nostro vale il 10% del PIL. Quindi è chiaro che c'è una bulimia tipicamente italiana ad acquisire quanti più fondi possibili, però il fatto di fare l'imprenditore mi insegna che il denaro non è l'unica condizione, è la precondizione di ogni impresa, ma se non hai un'idea il denaro non serve a nulla. E la stessa cosa vale per il PNRR. È chiaro che è stato concepito nel momento in cui il problema era il Covid, dopodiché c'è stata tutta una questione relativa alle materie prime, relativa appunto a tutti i costi energetici, più chiaramente la guerra in Ucraina e le conseguenze che ha portato. Quindi è stato semplicemente rimodulato, come era giusto che fosse, è stato messo molto di più nella parte energetica piuttosto che su fondi di coesione, insomma, quindi sulla parte, diciamo così, anche infrastrutturale. Cosa vuole che le dica? Il governo fa una manovra da 24 miliardi che alla fine, il solo super bonus ne valeva 100, tanto per dare un ordine di grandezza. Quindi il problema di questo paese è che c'è una scarsa crescita, quindi il problema da cui bisogna partire è il fatto che avendo un PIL del più 0,8 nel 2023 anziché il previsto più 1,2, consegue il fatto che non ci sono i famosi tesoretti che consentono di fare qualcosa in più. Quindi chiaramente gli imprenditori cosa fanno? Fanno il loro lavoro, cercano di recuperare quella parte. Chiaramente l'importante è che ci sia una coesione politica e che si portino al centro temi economici. Questa è la cosa che fa la differenza rispetto all'attività delle imprese. Le persone che sono sulla soglia di povertà sono in gran parte anche lavoratori e questo vuol dire che c'è un problema serio, perché è bene creare posti di lavoro, ma devono essere dignitosi, avere uno stipendio adeguato, perché il problema è come li risolviamo il problema, no? Cioè, il problema è il problema del lavoro povero in questo paese, che è un problema che esiste ed è assolutamente innegabile e sarà
un elemento di criticità sociale negli anni a venire. Se non abbiamo un'inversione di tendenza, è come lo risolviamo, perché quell'inversione la facciamo se il sistema genera valore. E allora, in relazione appunto anche all'idea che si possa sconfiggere il lavoro povero con un salario minimo, purtroppo è un'idea perversa, perché è l'idea che in maniera esogena si possa dire benissimo il salario di dignità è 9 euro lordi, che tra l'altro poi alla fine bisogna capire chi lo stabilisce, un politico. Cioè noi abdichiamo alla relazione industriale, abdichiamo alla generazione del valore delle imprese e alla sostenibilità economica degli stipendi sulla base del fatto che stabiliamo che 9 euro è dignitoso. Ma la soglia minima. Ma allora qual è l'elemento? No, il punto, ve lo dice uno che voglio dire, noi siamo al di sopra di ogni sospetto, insomma, Confapi ha firma 13 contratti collettivi nazionali e la base salariale è 10,90, insomma, quindi poi peraltro sulla metalmeccanica se considerassimo soltanto i contratti più rappresentativi, quindi Confindustria, il nostro, quello cooperativo e artigiano, alla fine siamo ben oltre sempre ai 9 euro. Sì, ma però lei il punto qual è? Lei ha Dove ragione, c'è il lavoro povero? Lei parla di media, ma nel contratto dei metalmeccanici, quello di industria è uno dei migliori. Quello che prende meno di 9 euro. Quello che prende meno, la media è più alta. Allora, attenzione però. Io ti cito, io ti cito soltanto, per esempio, faccio per esempio il contratto delle badanti, che è a 6 euro circa. Nonostante questo, abbiamo 1.200.000 lavoratori domestici che sono a nero. Quello dei braccianti agricoli, quanto sarà? Sarà 5 euro. E se andiamo sui campi troviamo tutti quanti a nero. Quindi l'idea che fuori da una contrattazione che tra l'altro facciamo voglio dire da più di 50 anni si possa stabilire, lo decide un politico, francamente lavorato non ha mai, mi lascia abbastanza perplesso. Ultimo inciso, non c'è più unità sindacale, anche sul salario minimo CISL è assolutamente contraria e peraltro anche tutte le dinamiche di sciopero vedono la CISL tirarsi un passo indietro. Quindi prima di parlare di sindacato bisogna anche tenere ben presente che in questo momento delle criticità ci sono.